Telespettatori di Tele4, buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo di cuore, lo faremo assieme agli amici del cuore ma anche ad una cardiologa del centro cardiovascolare, la dottoressa Giulia Russo, mentre per gli amici del cuore sarà con noi il vicepresidente Lorenzo Bauci. Nella prima parte siamo invece assieme a Debino Ierian, che è il presidente dell'Università Popolare. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Direi parliamo subito, poi dopo lo ricorderemo anche alla fine di questo segmento, parliamo subito di questo incontro, di questo convegno che si tiene venerdì di questa settimana alle 17:30 su al MIB. Beh, sì, intanto buongiorno, grazie a tutti e grazie dell'attenzione. È un convegno al quale noi diamo un'importanza direi notevole per i temi, tanto che lo stesso MIB, quando abbiamo detto che volevamo realizzare questo convegno, ha ritenuto fosse anche di interesse del MIB stesso. E infatti c'è Pilotto Infatti c'è il professor Pilotto che farà l'introduzione. Il convegno sarà tenuto dal professor Ivetic dell'Università di Padova, che è uno storico della storia sia dei Balcani che del Mediterraneo, che in particolare del Mare Adriatico. Come nasce questo convegno? Poi vediamo di dire due parole sul contenuto, sì. Ma nasce da una mia curiosità in realtà, perché da una segnalazione ho conosciuto un libro che è La storia dell'Adriatico, scritta proprio dal professor Ivetic, che al di là di quello che si ritiene normalmente per i libri di storia che siano pesanti, l'ho trovato affascinante. Peraltro molto documentato, molto dettagliato, molto storico, ma affascinante, scritto molto bene e dà un'idea di quello che è il mare Adriatico fin dalla preistoria fino ad oggi fondamentale. Vale la pena di ricordare che sul Mediterraneo si affacciano ben 22 nazioni. È un dato che non si tiene di solito in considerazione, ma sull'Adriatico sono 7. Quindi direi... una buona concentrazione, insomma. Esatto, quindi nella visione di Ivetic, sto parlando adesso di Adriatico, ma più in generale del Mediterraneo, il mare non è qualcosa che divide, ma qualcosa che nei secoli ha unito. Tanto che si parla anche di diplomazia blu, no? Certamente, quindi entra esattamente in questo tipo di tematica. Ha unito fino a un certo punto, perché sappiamo oggi che invece le tensioni tra il nord del Mediterraneo e quindi, se vogliamo così chiamarla, l'Europa, ma non solo l'Europa, ma anche la parte sud, quindi i paesi che dell'Africa si affacciano sul Mediterraneo, ci sono delle differenze che poi siano non soltanto di livello di qualità di vita, ma anche politiche, anche di rapporti, tali che devono essere necessariamente prese in considerazione. Questo è un po' il tema che il professor Ivetic tratterà con l'introduzione del professor Pilotto, con una visione più generale della situazione mondiale, perché vale la pena di ricordare che questa linea di demarcazione tra il nord e il sud del mondo, se così vogliamo chiamarla, si ripresenta in qualche modo anche nelle Americhe. Il problema è analogo, abbiamo il Nord America e il Sud America con problemi di spostamenti, di profughi eccetera, con modalità totalmente diverse, in contesti diversi, però quella che a suo tempo era stata definita la linea Brandt, che separava la parte, mi sia consentito fra virgolette, più povera del mondo da quella più avanzata, in questo momento sta diventando una linea che, anziché congiungere, equilibrare le cose, diventa una linea di frattura. Quindi da qui l'interesse anche del MIB a questo convegno, dal quale ci aspettiamo comunque un risultato. Tra l'altro è aperto a tutti, fino all'esaurimento del corso. Esiste anche un libro da questo titolo, o questo è l'argomento del convegno? Questo è l'argomento del convegno, e c'è anche però una pubblicazione, perché Ivetic ha prodotto diversi libri oltre alla storia del Mediterraneo, e c'è proprio un libro delle edizioni del Mulino, che è Nord-Sud,
il cui titolo è La frontiera globale attraverso il Mediterraneo. Sì, quindi separa mondi vicini che si allontanano, l'Occidente dal non Occidente. Non la Occidente, sintesi del nostro tempo. È curiosa come definizione, non Occidente. È molto curiosa, ma è proprio il taglio che dà Ivetic anche agli altri suoi libri. Okay. Ne ha scritti sui Balcani, molto utili a capire quello che sta succedendo. Sappiamo che è un territorio complesso, insomma, sì. Ecco. Perché realizziamo questo convegno? Se posso. Ah, come no? Lo realizziamo perché è mia ferma convinzione che l'Università Popolare di Trieste abbia dei compiti che probabilmente a causa del Covid e di situazioni contingenti sono andati un po' col tempo perduti. E uno di questi compiti è il dato istitutivo, che è quello di portare e promuovere cultura. Cultura vuol dire storia, vuol dire arte, vuol dire anche scienza, vuol dire tutto. Quindi l'ipotesi di partenza per questo convegno, al quale io auspico nel corso dell'anno ne seguano altri 3 o 4, dove abbiamo già acquisito la disponibilità dei relatori, ma dobbiamo vedere come organizzarli e in che tempi, magari su tematiche diverse, ma comunque tematiche che siano sempre tematiche alla portata di tutti, ma che normalmente non vengono approfondite. Questo è, tra l'altro, e poi così, ripeto, poi dopo vi torniamo quantomeno per dare di nuovo l'appuntamento, eccetera. Quest'anno l'Università Popolare festeggia 125 anni dalla fondazione, quindi se faccio bene i calcoli, e non è nemmeno difficilissimo, devo dire la verità, è nata nel 1900. Sì, 1899 per essere esatti, o meglio, allora non sarebbero 125 ma 126. In realtà del 1899 la delibera del Consiglio Comunale di Trieste per la sua istituzione, ma l'avvio vero e proprio è stato nell'anno dopo, quindi esattamente nel 1900. Quindi avete anche 2 anni di tempo per festeggiare, siete sempre così, no? Se poi volete andate a informarvi col Festival di Cannes, perché al Festival di Cannes ogni anno tirano fuori un anniversario tondo e questo contribuisce a renderli ancora di più interessanti, perché poi sono francesi, eccetera. Però sono bravi. Sì, sono bravi. E sono francesi, per ste robe c'è poco da fare. Allora, che cosa significava per quegli anni la nascita dell'Università Popolare? Allora, la motivazione è molto chiara, è molto precisa. Il Comune di Trieste, ricordiamo che non c'era l'Italia in quel momento, è importante anche questo, segnalare il momento storico. Comunque il Comune di Trieste, nella sua interezza, si rende conto che il livello di alfabetizzazione della città era basso. Perché? Perché ovviamente la maggior parte della gente non aveva la possibilità di accedere a scuole, tantomeno a università. Questo è ovvio. E si rende conto che la cultura, e stiamo parlando, ripeto, del 1900, quindi tanto tempo fa, la cultura era un elemento essenziale per il progresso della città. Quindi decide di istituire quella che si chiama Università del Popolo di Trieste. Questo era il nome originale. Il quale aveva il compito di fare dei corsi, serali, non serali, eccetera, a disposizione della popolazione per alzare il livello di conoscenza culturale, saper leggere e scrivere. L'analfabetismo era diffuso quasi all'80%, per quanto Trieste fosse forse una città culturalmente forse un livello un po' più alto delle altre, sì, ma rimaneva sempre un dramma. Consapevoli di questo decidono di istituire questa cosa. Allora, uno potrebbe anche dire che passati tanti anni, ormai tutti sanno leggere, tutti sanno scrivere, adesso non sanno più tanto scrivere perché tutti hanno il telefonino, il tablet o il PC, quindi prendere una penna in mano ricomincia a divenire un po' complicato, però dice vabbè, hai esaurito il tuo compito. Non è così per 2 motivi. Il primo motivo perché oggi l'analfabetismo non è più di quel tipo, ma comincia a essere un analfabetismo legato alla difficoltà di utilizzare i nuovi mezzi tecnologici. Pensiamo per esempio al fatto di
utilizzare carte di credito sul telefonino piuttosto che come no, la patente, e noi stiamo passando al mondo digitale. Trieste è una città che è una delle città più anziane d'Italia, l'Italia è il paese più anziano del mondo subito dopo il Giappone, quindi le difficoltà sono ovvie. E quindi uno dei nostri compiti sicuramente è muoverci in direzione di favorire per la cittadinanza, per chi vuole aderire e partecipare ai nostri corsi, aiutare non tanto a spiegare che cosa sia il computer o come sono i programmi Windows, ma a utilizzarlo tutti i giorni in questo modo semplice, cioè ho bisogno dello SPID. sì. Ecco, questo corso, uno di questi corsi è già partito, lo stiamo completando, lo abbiamo realizzato insieme con l'ITIS. Fa parte di quell'accordo che abbiamo chiuso l'anno scorso un accordo proprio di collaborazione tra i due enti, cosa che sta dando, direi, dei buoni risultati. Adesso più avanti con l'ITIS organizzeremo dei corsi su un altro tema che io ritengo fondamentale, che è quello dei caregiver. Cioè noi abbiamo sempre sul problema degli anziani, abbiamo moltissime famiglie che hanno un anziano in casa che non ha bisogno di essere ospedalizzato, ma che tuttavia può avere dei problemi di salute e comunque non può essere lasciato solo. Ecco, credo che ITIS in questo sia un partner primario, ha le competenze per fare dei corsi ed aiutare chi proprio con questi corsi da noi organizzati in collaborazione con ITIS a come seguire tutte queste persone. Quindi queste sono delle cose sulle quali stiamo lavorando, oltre ai normali corsi che l'Università Popolare sta facendo. C'è un altro argomento di cui volevo parlare e per farlo devo fare un attimo riferimento anche a me stesso. Io vengo molto spesso accusato di far troppo spesso riferimento a me stesso, però insomma, se questo serve per andare avanti col dialogo con l'ospite, non vedo perché non dovrei citare me stesso o far finta di parlare d'altri, eccetera. Io ho frequentato negli anni 70, quando andavo gli ultimi anni delle elementari e i primi anni delle medie, i corsi di lingua straniera erano corsi di inglese che l'Università Popolare organizzava, che organizza ancora. Continua tuttora a fare, certo. Però mi interessa, siccome si parlava prima di alfabetizzazione, eccetera, è vero anche che in quegli anni l'Università Popolare in qualche modo, portava avanti il discorso che l'aveva fatta nascere, perché laddove adesso nelle scuole l'insegnamento della lingua straniera è stato giustamente intensificato, eccetera, però quando andavo a scuola io, alle elementari non si faceva lingua straniera e la si prendeva appena alle medie, e per quanto riguarda poi io al liceo. Ecco, io al liceo invece paradossalmente al classico. Sempre più tardi. Al classico poi l'insegnamento della lingua straniera finiva con il ginnasio. Gli ultimi 3 anni del liceo non c'era lingua straniera, secondo me è un errore abbastanza micidiale. Adesso si è riparato, però insomma, ecco, voglio dire, ancora in quei tempi l'Università Popolare aveva anche questo ruolo, no? Cioè in qualche modo di, non voglio dire di venire incontro, ma comunque di porsi a disposizione, mettersi a disposizione, al servizio di chi voleva appunto imparare un attimo di più, eccetera, non essendo la scuola, come dire, non essendo materia scolastica. Ma in realtà questo è un compito, un tipo di lavoro che l'Università Popolare continua tuttora a fare. Sicuramente, come dicevo prima, il periodo Covid non ha favorito nell'aggregazione, nella frequentazione dei corsi, ma ci sono dei corsi addirittura che hanno un'anzianità talmente lunga. Le potrei citare il corso per acquaforte, che è uno dei corsi frequentati. Bene, quest'anno quel corso compie 65 anni, il che vuol dire che c'è una richiesta, c'è una frequentazione,
e compie 65 anni, e proprio per impulso da parte degli studenti attuali ad agosto realizzeremo al Magazzino 26 una mostra nella sala Eleonor Fini di esposizione, che sarà storica e nello stesso tempo anche dei lavori che vengono fatti. Questa è un'altra iniziativa per promuovere la cosa. Non come nasce un corso, ma come viene, mettiamola sì così, come viene stabilito un corso? Cioè si captano suggerimenti? Perché allora un conto posso immaginare appunto possono essere i corsi più tradizionali. La storicità del corso. Le lingue certo. Anche, insomma. Però poi appunto ci sono dei corsi nuovi che probabilmente vengono decisi perché si captano necessità, perché si vive in un mondo che cambia e quindi bisogna anche capire dove andare a intervenire. Questo è un discorso interessante sul quale dare una risposta univoca è difficile, perché non c'è un metodo. Okay. In realtà è un discorso di sensibilità individuali che riescono a capire che in quel momento ci potrebbe essere interesse. Sì. Per esempio la questione, dicevo prima, della telematica dei telefonini, per dire, è un'esigenza che io sentivo, ma perché la sentivo anch'io personalmente, sì, quindi sì. Ho mia moglie, quindi dico, ma scusa, se sentiamo noi, può essere che ci sarà. Sì. Abbiamo quest'anno, proprio insieme con ITIS, abbiamo proposto, sempre su segnalazione anche di altri corsi di telaio artistico, di tessitura, anche un corso di medicine naturali, poi tenuto da un farmacista, quindi parliamo di utilizzo corretto delle erbe, eccetera. Cosa si fa? Ogni anno si individuano delle cose nuove, si propongono, se il corso raggiunge un certo numero di adesioni il corso parte. Ah, ho capito. Perché se arrivano 4 sì, con 4 persone fare un corso. Quindi si dà determinati tempi, tanto gli avvii poi sono verso metà ottobre, sì, il corso viene programmato fin da settembre, anzi le programmazioni noi le faremo già adesso a giugno, ma diciamo la presentazione ai soci. Vale la pena di ricordare che comunque l'Università Popolare ad oggi conta circa 700 soci, quindi ha un bacino, un parterre, un bacino al quale, questa è anche una cosa che stiamo facendo dalla fine dell'anno scorso, con una certa periodicità mandiamo una newsletter con la comunicazione delle cose che si stanno facendo. Tra l'altro mi fa piacere anche ricordare che quest'anno abbiamo anche chiuso degli accordi col Comune di Trieste, prima di tutto per delle facilitazioni all'ingresso a tutti i musei comunali. Quindi i soci possono accedere presentando la tessera ai musei comunali con uno sconto a condizioni ridotte. Uguale cosa col Teatro Rossetti e anche con la Contrada. Quindi un nostro socio ha anche questo tipo di... non è solo una questione di corsi. Noi, sì, è un qualcosa che si estende anche quindi io alla vita sociale della città. Io vorrei che sempre più l'Università Popolare fosse un aggregato di iniziative popolari, popolari nel senso di aperte. A livello poi, voglio dire, economicamente del tutto accessibile, perché essere soci costa 30 euro all'anno, per dire, non sono cifre impossibili. E quindi non ha solo la possibilità di frequentare i corsi, ma anche altre facilitazioni che poi possono piacere, interessare o meno, però ci sono anche queste. E immagino anche che poi i corsi sono sottoposti, per questo magari è un termine eccessivo, ma comunque si valuta anche poi il gradimento, no? Sì, a fine corso si anche verifica il grado di soddisfazione degli allievi per capire se c'è qualcosa che si può migliorare, o anche certi corsi possono non soddisfare, oppure certe volte abbiamo la richiesta di ripetere il corso perché è andato bene, come nel caso proprio, ripeto, dei telefonini, abbiamo la richiesta di passare a un secondo livello più alto, insomma, di approfondimento. Ma questo, ripeto, è sempre fatto in modo molto dinamico sulla base di quello che sta succedendo. Le cose vanno bene, si valutano, c'è una persona addetta specificatamente ai corsi. E non ci sono limiti per iscriversi di età o... No, assolutamente. Piace ricordare che ci sono anche lezioni per i ragazzini,
per i ragazzi, per esempio lezioni di musica anche individuali. Questo non sapevo. Ovviamente l'iscrizione da parte di minori necessita dell'autorizzazione dei genitori, certo. come ovvio che sia. Quindi è rimasto come... È rimasta la vecchia università popolare, cercando di mettersi un vestito un po' più nuovo. come qualche anno fa. L'accordo, diciamo così, la collaborazione, che è più esatto come termine, con l'ITIS fa parte, immagino, anche della necessità per Università Popolare di essere sempre più presente anche sul territorio, no? Ecco, se lei mi concede 2 minuti voglio spendere qualche spiegazione su questo. L'Università Popolare, l'altro ruolo importante che ha, anche finanziariamente, è quello che le è stato assegnato dal Ministero degli Esteri e dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti delle comunità degli esuli in Italia e nei confronti soprattutto delle minoranze italiane. In che termini? Nei termini di mantenere gli elementi di cultura italiana in quelle che sono minoranze piuttosto rilevanti e importanti, che un po' tra Istria e Dalmazia, poi c'è anche il Montenegro per capirci, ma soprattutto Istria e Dalmazia, sono rimaste radicate e sono comunità anche piuttosto importanti. In realtà diciamo questo che è stato un compito assegnato negli anni prima della caduta del muro di Berlino, in tempi difficili in cui l'Italia evidentemente non poteva andare direttamente nei paesi dell'Est, e quindi l'Università Popolare è diventata un po' lo strumento per portare i libri o istruzione, eccetera. Piace comunque ricordare, per esempio, che l'Università Popolare ogni anno, sempre sulla base dei fondi decisi dal Ministero, quindi siamo strumentali, diciamo, non sono decisioni autonome, però deve gestire per esempio la distribuzione dei libri dagli asili fino alle scuole superiori in italiano per le scuole italiane di tutta l'Istria. Stiamo parlando di un numero rilevante. Pensiamo che per esempio le scuole di lingua italiana nella sola Fiume hanno 1500 ragazzi, quindi non sono numeri trascurabili. Ecco, quindi questo è. Ovviamente importi e progetti importanti che vengono decisi anno dopo anno insieme col Ministero e le comunità, l'Unione Italiana che rappresenta le comunità dell'Istria, rappresentano da un punto di vista finanziario un impegno notevole, anche in termini poi di rendicontazione e tutto quello che ne consegue. Questo probabilmente ha messo un po' in ombra tutte altre iniziative che a mio avviso dovrebbero essere dedicate invece specificatamente al territorio di Trieste. Quindi pur continuando nei compiti che il governo e il Ministero degli Esteri ha assegnato, ormai ripeto, dagli anni del dopoguerra con continuità fino ad oggi, io ritengo che però la motivazione fondamentale dell'Università Popolare sia quella del Comune di Trieste del 1900, cioè rivolto alla cultura popolare, alla cultura del popolo di Trieste, e quindi stiamo cercando di implementare questa parte. Ecco, perché sto notando, ho fatto la domanda perché sto notando proprio che in giro per la città da qualche anno a questa parte, e lo noto con piacere, sembrano cadere parecchi steccati, no? Nel senso, i teatri collaborano fra di loro, l'università, diciamo, l'università... Ecco, la interrompo, per esempio sull'università noi paghiamo borse di studio per gli italiani all'estero, con borse di studio anche per l'università qui a Trieste. Sì, quindi vuol dire, non ci sono più... Non c'è più quella... Qualche anno fa c'era, inutile nascondersi dietro un dito, non dappertutto, ma in certe realtà c'era quella di preoccuparsi del proprio orticello. E poi c'è questa cosa che immagino sia positiva e che la sentiate anche voi. La sentiamo, anche se io non sono convinto che tutti questi steccati siano totalmente superati. Io mi auguro e auspico che così sia. Vedo, spesso devo girare le comunità anche dell'Istria,
vedo che la cultura italiana viene accolta bene, e viene accolta bene non solo dagli italiani ma anche dagli stessi residenti. Sì. Quindi c'è questo do ut des, loro chiedono di venire a conoscere realtà italiane e per questo vengono organizzati anche dei viaggi di conoscenza per gli studenti, anche per esempio su Roma, su altre cose, eccetera. Quindi c'è un'integrazione che sta andando avanti, probabilmente c'è ancora del lavoro da fare. Allora noi chiudiamo questa intervista con il presidente dell'Università Popolare Dvino Jerian, ricordando appunto l'appuntamento di venerdì al MIB alle 17:30, il Mediterraneo tra l'Occidente e il Sud globale è il titolo appunto dell'incontro che vede relatore il professor Egidio Ivetic dell'Università di Padova e sarà presentato dal professor Stefano Pilotto proprio del MIB. Si può venire, è aperto a tutti? Accesso assolutamente libero, a noi vogliamo stare proprio sul fatto di essere a disposizione della città. Mi dimenticavo ancora, ultimissimo proprio flash, se qualcuno vuole conoscere l'Università Popolare c'è un sito, c'è il sito Unipop Trieste. E quindi non c'è, ormai quello è... Però, insomma, non è forse modernissimo, però ha tutte le informazioni che servono. E là potete anche appunto vedere e prepararvi, perché insomma da qui a ottobre, adesso può sembrare, però insomma non è che ci voglia poi molto, perché no, è domani mattina. Grazie a Dvino Jerian, buona serata e buon lavoro. Andiamo in pubblicità, poi parliamo del nostro cuore. Grazie a voi, buona serata. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come annunciato parliamo dell'Associazione Amici del Cuore, parliamo del nostro cuore, siamo in compagnia della dottoressa Giulia Russo, cardiologa, e del vicepresidente dell'Associazione Amici del Cuore, Lorenzo Bauci. Grazie per essere tornata nei nostri studi e per essere venuto nei nostri studi, perché io sono poco fisionomista, ma penso che non ci siamo... Sono già venuto, ecco, sì. Ecco, perfetto, tanto per... Tranquillo. Potevo star zitto, invece ho voluto... Vabbè, pazienza. E non sono fisionomista, per chi fa questo mestiere non è una roba da poco, no, per dire la verità. Comunque, allora parliamo dell'attività dell'associazione, ma parliamo anche del centro cardiovascolare. Dottoressa, spieghiamo che cos'è esattamente il centro cardiovascolare, perché molti fanno un po' di confusione magari con cardiologia, sono cose, diciamo così, che vanno parallele, ma sono cose differenti. Allora, il centro cardiovascolare in realtà adesso si chiama, da 2 anni a questa parte, struttura complessa di patologie cardiovascolari, okay, perché siamo entrati all'interno di un dipartimento specialistico territoriale che comprende dentro più specialità, non solo la cardiologia ma anche la diabetologia con le strutture appunto complesse di patologia diabetica, la pneumologia con la struttura complessa di patologie pneumologiche e la nefrologia, però quella dell'Isontino, perché essendo la nostra azienda un'azienda che territorialmente è molto vasta, perché va da Trieste ma copre anche Gorizia, Monfalcone, la struttura nasce trasversale da Trieste, Monfalcone e Gorizia. Noi siamo il territorio, cioè io dico sempre, l'ospedale ha il compito di curare l'acuto, quindi il paziente che ha l'emergenza finisce in ospedale. Tutto quello che è cronico dovrebbe essere gestito anche a livello, con le leggi che ci sono, a livello del territorio. Quindi noi siamo la struttura del cronico, il paziente cronico con una patologia cronica, molto spesso che ha più patologie, perché non ha soltanto un problema di cuore, ma un paziente magari che è bronchitico cronico, un paziente che è diabetico, un paziente che ha insufficienza renale, che ha anche una problematica cardiaca che viene da noi per questo motivo. E questo è ciò di cui molto spesso noi discutevamo anche di recente con il dottor Di Lenarda, cioè l'idea che appunto si debba intervenire con più specialisti per una persona viene in qualche modo, il termine è un po' burocratico, mi rendo conto, viene un po' istituzionalizzata anche a livello di nome stesso della struttura. Sì, anche questo è vero. Diciamo che secondo me è un'idea molto lungimirante, nel senso l'idea che oggigiorno un paziente, siccome la vita si allunga fortunatamente, grazie anche a quello che viene fatto in ospedale in acuto, quindi
e anche le terapie che vengono assunte dai pazienti alle prevenzioni. E la vita è più lunga, il paziente invecchiando va incontro a più patologie, quindi e quindi avere più specialisti che si prendono carico della persona è qualcosa di, secondo me, utile, dove a seconda di quale sia la patologia preminente, cioè se io ho un problema cardiologico, c'ho il cardiologo che mi cura, ma se insieme ho un diabete, ma il diabete è ben compensato, il cardiologo che ha accanto il diabetologo può chiedere una consulenza al diabetologo senza che il paziente migri da uno specialista all'altro, certo. Quindi, e a mettere insieme gli specialisti può avere questo vantaggio di un confronto tra di noi, quindi secondo me all'interno del dipartimento c'è una grossa crescita anche professionale tra le varie figure specialistiche, allo stesso tempo risparmiamo al paziente di girare come un po' una trottola da uno specialista all'altro quando gli specialisti sono all'interno della stessa struttura. Invece l'Associazione Amici del Cuore da quanto tempo allora, sì. L'associazione è nata grazie a un'intuizione lungimirante, utilizzando un termine che la dottoressa ha appena usato, del commendator Rovis, benefattore, nata il 10 aprile del 1978. Quindi ad avere 50 anni. Esatto, stiamo andando verso questo traguardo che cercheremo oltretutto di celebrare in maniera adeguata. È nata come Associazione Amici del Cuore per il progresso della cardiologia. Ovviamente nel 1978 le strutture non erano... Lei in qualche modo ha anticipato la domanda che avrei fatto, cioè bisogna capire anche qual era la situazione nel 78. Nel 78. Questo però ha permesso all'associazione, con questo obiettivo sociale, di riuscire ad intervenire su diversi filoni. Certo. Dobbiamo innanzitutto ringraziare tutti i nostri soci, abbiamo circa 600 soci oggi che sono attivi, che versano un canone... È un numero anche importante, per dire la verità, no? Sì, versano un canone annuale e chiaramente l'associazione solo con i canoni annuali probabilmente non riuscirebbe a fare quello che invece riesce a fare. Anche perché immagino che il canone sia... Sì, diciamo che partiamo da 5 euro, va a 10, 20, 50, sì. Poi ovviamente chi vuole donare di più è sempre possibile che lo faccia. Diciamo che gli altri contributi derivano da lasciti testamentari, sì. Questa è la grossa fetta che in questo momento ci dà la possibilità di intervenire a favore della cardiologia, oppure dei contributi una tantum che qualcuno per motivi personali riesce a fare avere all'associazione. Cosa facciamo noi di tutto questo plafond di contributi che annualmente abbiamo a disposizione? Abbiamo un filone che riguarda l'acquisto di apparecchiature. Apparecchiature che possono essere ecotomografi, ecocardiopalmari o anche display di ultima generazione che servono alla struttura. Noi ci interfacciamo, abbiamo il comitato scientifico in cui c'è il professor Sinagra. Lei anticipa tutte le domande perché avrei chiesto appunto no. Proprio come... Esatto, il dottor Di Lenarda, e sulla base delle loro indicazioni noi ovviamente cerchiamo di intervenire. Sappiamo che non sempre è possibile perché gli importi che purtroppo dobbiamo dedicare a questi acquisti sono ovviamente sì. Di dimensioni elevate. Sì, non è come comprare la macchinetta per misurare la pressione. Esatto, esattamente. E quindi siamo molto attenti a destinare le risorse, però quello è il nostro obiettivo sociale e quello è quello che vogliamo fare. Riusciamo anche a dedicare dei fondi a dei progetti, quindi riusciamo a contribuire a finanziare degli specializzati o specializzandi che fanno un determinato progetto e riescono a portarlo a termine grazie a questo contributo, in parte ovviamente, oppure siamo anche pronti ogni anno a fare delle borse di studio che aiutano anche là i giovani medici a riuscire a portare a casa dei risultati che sono
come dice la dottoressa, sotto gli occhi di tutti. Ora, volevo chiedere alla dottoressa questa questione che mi incuriosisce molto di come per quanto riguarda la medicina, per quanto riguarda la ricerca, per tutta una serie di ragioni, parlare di 1978 significa probabilmente parlare di preistoria. Ecco appunto, di preistoria. Io faccio un esempio, anche in questo caso faccio un esempio personale, insomma, ma per esempio mia mamma ha il pacemaker e io ricordo perfettamente che appunto negli anni 70 l'impianto di un pacemaker era visto come qualche cosa diciamo, di notevole, adesso è diciamo, è un intervento non da routine, perché per l'amor di Dio, però è un intervento che si risolve in tempi veramente, veramente brevi, quindi è cambiato tantissimo. La cardiologia credo che sia una di quelle specialità che ha fatto proprio passi da gigante negli anni 70. Cioè l'infarto si curava con i cortisonici, non c'era niente, poi sono arrivate le trombolisi, poi le angioplastiche, cioè, e anche la cardiochirurgia è andato di pari pari, quindi quello che è cresciuto tantissimo, motivo per cui oggigiorno abbiamo abbattuto moltissimo le mortalità cardiovascolare, abbiamo allungato la vita media della popolazione. Anche se io vi ricordo sempre che le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nei paesi sviluppati, quindi tutta l'Europa occidentale prevalentemente, e anche comincia a diventare una causa importante in quei paesi in via di sviluppo che stanno assumendo i nostri stili di vita un po' sbagliati, ecco, non perfettamente corretti. Anche qua oggi le domande vengono in qualche modo anticipate dalle risposte, perché effettivamente non dobbiamo, come dire, supporre che dal momento che le cose sono cambiate rispetto ma anche forse rispetto anche a 20 anni fa, non occorre andare probabilmente fino a... Non è che dobbiamo dire, boh vabbè, tanto poi si interviene. Assolutamente, si diceva... La prevenzione rimane secondaria, si dice, quando io ho già l'evento, però lì secondo me siamo un po' in ritardo, abbiamo fallito, sì. Cioè, e noi siamo bravi secondo me nel prevenire poi secondariamente, perché quando un paziente ha un evento lo prendiamo in carico, lo trattiamo bene, gli abbattiamo tutti i fattori di rischio. Secondo me il compito della medicina è la prevenzione primaria, cioè riuscire a prevenire l'evento andando ad abbattere tutti i fattori di rischio cardiovascolari. E da questo punto di vista secondo me le associazioni sono importantissime perché fanno un ruolo di prevenzione a livello di popolazione generale estremamente importante, sia con per esempio gli Amici del Cuore li conosciamo tutti perché c'è il bellissimo furgone a Sant'Antonio, e quindi se uno vuole vedere se la glicemia va bene piuttosto che il colesterolo può essere il punto di partenza poi per adottare o migliorare gli stili di vita, perché dobbiamo molto lavorare su quello che è la prevenzione che si può modificare, perché i fattori di rischio cardiovascolare la maggior parte di questi fattori sono modificabili, come per esempio appunto il controllo della pressione, il peso, l'attività fisica, la glicemia, il colesterolo, l'abbattimento del fumo. Quindi prevenire, il camminare fa bene. Noi settimana scorsa, domenica, eravamo con le associazioni con la Bavisela, anche questo è una cosa utile, è un messaggio alla popolazione, basta camminare, non si richiede di essere sportivi tutti in palestra, no? Basta camminare, io dico al paziente basta mezz'ora, 2 volte al giorno, mattina o un'oretta, se uno riesce a camminare un po' di più, a seconda di quello che uno riesce, ma chi cammina sicuramente guadagna salute rispetto a chi sta fermo, questo è un dato di fatto ed è dimostrato. Quindi... Poi torniamo ancora sulle questioni che riguardano la pressione eccetera, perché devo capire una cosa una volta per tutte, che invece l'associazione è fatta di volontari. Sì. Sappiamo benissimo che questo è un punto piuttosto dolente per quanto riguarda le associazioni, perché insomma, hanno a che fare con una burocrazia che insomma, si è ingigantita nel corso degli anni, non si capisce perché. Qual è la cosa più
molti dicono, magari quelli che logicamente si danno più da fare all'interno delle associazioni, dice io vorrei fare di più, però delle volte sono costretto ad occuparmi di carte, eccetera, e non voglio dire che ti passa la voglia, però è cambiato anche questo tipo di, come dire, di atteggiamento che si ha nel proprio impegno nelle associazioni o anche in altro. Insomma. Sì. Allora, innanzitutto sull'associazione bisogna ricordare che oltre ai volontari ci sono i santi, perché noi abbiamo un presidente che effettivamente, nonostante abbia un'età anche, una buona età, è in salute, grazie anche alle prevenzioni, no, ed è presente in ufficio praticamente tutti i giorni. Lui è praticamente l'anima dell'associazione, e questo ovviamente aiuta perché è una memoria storica da 30 anni che insieme alla segretaria ovviamente ci dà le direttive per poter fare tutto quello che dobbiamo fare per crescere anche come associazione. Sull'aspetto burocratico sottolineo un aspetto che è proprio recente: c'è stata l'istituzione per tutte le associazioni del registro unico, il RUNT, no? Il registro unico del terzo settore. Ma non è che l'associazione automaticamente operava fino a ieri e può continuare a operare con la nuova normativa. No, bisogna rifare tutta una serie di adeguamenti burocratici, tra cui per esempio l'adeguamento dello statuto. No? Noi purtroppo come associazione, essendo uno statuto che ha la sua età, ovviamente richiedeva la presenza della maggioranza dei soci, quando probabilmente la numerosità dei soci era limitata a un numero sì, più esiguo. Più esiguo. Questo oggi invece noi dovremo nei prossimi mesi, per iscriverci al RUNT, ma perché dobbiamo iscriverci al RUNT? Perché ovviamente possiamo usufruire di 5 per 1000, certo, possiamo usufruire di contributi che altrimenti non ci spetterebbero. Ecco che per adeguare lo statuto abbiamo bisogno di fare un'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria deve essere composta dalla maggioranza magari anche per delega ovviamente, però dalla maggioranza. Ecco che dal punto di vista burocratico è tutta un'attività che distoglie le energie che invece potrebbero essere dedicate a qualcosa di più tangibile dal punto di vista dell'associazione vera e propria. Infatti dovete rinnovare, no, lo statuto adesso? Esattamente. Questo comporterà che nei prossimi mesi noi dovremmo chiedere a tutti i nostri soci, di cui probabilmente abbiamo solo l'indirizzo. Perché abbiamo l'indirizzo? Perché noi abbiamo una rivista che arriva 2 volte all'anno e di conseguenza viene spedita per posta, e abbiamo ovviamente gli indirizzi di residenza dei soci, però dovremmo chiedere una, fra virgolette, digitalizzazione. Avremo bisogno di una mail, di un cellulare, che sono informazioni che non sono mai state richieste. Allora magari se c'è qualche socio che sente può già cominciare a mettersi in moto in questo senso. Esatto, con la nostra mail associazione amici del cuore Trieste @email.it, oppure telefonando in sede. Quando avete in mente di procedere proprio? Ma noi prossimamente, prima dell'estate invieremo la comunicazione. Invieremo la comunicazione, e dopo l'estate dovremo ovviamente fare esatto, no, queste cose burocratiche riguardano appunto tutte le associazioni, che siano appunto, anche le associazioni sportive, anche le società sportive, quindi è veramente ha creato un po' di problemi. Laddove invece, dottoressa Russo, mi spieghi questa cosa della misurazione della pressione, no? Allora, una volta si andava, anche lì sono passati gli anni, una volta erano pochi quelli che avevano lo strumento a casa, era quello che, tra l'altro mi dicono che è quello che funziona meglio. Sì. A mercurio, a mercurio, eccetera, non c'è più. Non esiste più.
com'è sta storia che non bisognerebbe tener conto della prima misurazione? È corretto o è una delle tante leggende metropolitane che sorgono? Non è che non bisogna tener conto, dipende il mio valore della prima pressione. Allora, esiste una pressione cosiddetta che ancora chiamiamo da camice bianco, cioè quella emotiva, per cui sì. si trovano persone emotive che quando vanno dal medico o anche quando loro stesse misurano la pressione soltanto a vedere l'apparecchio hanno un senso un po' di agitazione. Allora la prima risulta alta. Allora, se io misuro 10 pressioni, la pressione è un valore dinamico, quindi cambia, non posso avere la stessa pressione sempre, quindi cambia. Però si dice che se la prima pressione è alta e io sono a casa nel mio ambiente tranquillo, aspettare un attimo, che possono essere 5 minuti, sempre in condizioni di tranquillità, e misurare una seconda pressione per vedere, perché se la seconda scende e si normalizza, la prima viene scartata, perché verosimilmente è una reazione da misurazione, da apparecchio, da paura, da ansia, oddio avrò la pressione alta, tutte cose così. Se io invece sono una persona normotesa o in terapia la mia pressione è normale, la prima misurazione va bene, non c'è bisogno di fare 10 misurazioni, perché sennò ogni volta trovo un valore diverso, mi posso anche un po' più agitare, quindi dipende da come io mi relaziono con l'apparecchio della pressione. Ma chi tende, insomma, decide di misurare appunto la propria pressione per tutta una serie di ragioni, anche perché, nel caso magari di una evidente ipocondria, è meglio misurarla sempre alla stessa ora, no? Cioè per avere Di solito la pressione è sempre nel grafico della pressione, la pressione è più alta al mattino. Allora, se lei si misura la pressione appena apre gli occhi, quella pressione lì è molto più alta, perché nel momento in cui noi ci svegliamo attiviamo tutta una serie di ormoni, di neurotrasmettitori, quindi attiviamo il cortisolo, cioè tutta una serie che ci mettono nello stato di veglia, in poche parole, quindi lì la pressione è particolarmente alta. La pressione però va misurata al mattino di solito. Al mattino? Sì, e va misurata dopo un po' essersi alzato, in condizioni di tranquillità, non che devo fare 10.000 cose, devo uscire per andare a lavoro, eccetera, devo stare un attimo tranquilla, è segnata e misurata. Se io sono una persona normotesa, secondo me basta questa rimisurazione. Se sono un iperteso e devo portare il classico grafico della pressione, se uno vuole anche provare la sera, perché di solito la pressione tende a essere la mattina, poi piano piano nell'arco della giornata dovrebbe calare, tant'è che di notte, quando noi facciamo i monitoraggi delle pressioni nelle 24 ore, di notte dobbiamo avere che la pressione è più bassa rispetto al giorno e deve esserci un calo maggiore del 10% per dire che è normale tra diurno e notturno. E di solito si dice all'inizio, appunto, nel paziente iperteso, magari se vuole controllare la sera, però rischia di essere, tanti pazienti, poi dipende dalle persone che uno ha davanti, di diventare troppo ipocondriaci, quindi sono sempre lì che fanno 10-20 misurazioni e ogni misurazione magari vanno un po' in ansia per questo. Se uno ha la pressione ben controllata in ambulatorio e a casa e prende la terapia, deve continuare così, poi eventualmente io dico di misurarla se ci sono dei sintomi. Una pressione può essere silenziosa, ma tante volte il paziente ha il mal di testa, si sente un po' con la testa pesante, dice, oppure ha un malessere passeggero, allora in quel caso lì una misurazione della pressione su un paziente che è in terapia può essere utile per vedere se è una pressione troppo alta o se, come succederà adesso che arriverà il caldo, si abbassa troppo la pressione. E già che ci siamo, giova sempre ricordare la questione degli stili di vita, no? Cioè di prestare particolare attenzione anche al cibo e a sì, sicuramente. Allora, ci sono degli stili di vita che vanno adottati indipendentemente dal fatto di avere o no già una malattia, esatto, o di avere già la pressione alta. Noi, nei cibi che noi abbiamo in natura, sono già salati. In teoria il sale dovrebbe sparire dalla nostra tavola, che è un discorso un po' difficile, ma la quantità di sale che noi utilizziamo è di gran lunga maggiore rispetto alle nostre necessità, e questo è stato dimostrato proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che noi eliminiamo con le urine una quantità di sale enorme, quindi vuol dire che se noi mangiassimo senza sale avremmo una quantità di sale sufficiente. Il sale è una questione palatale, quindi soltanto di gusto, sarebbe da imparare a mangiare insipido, che non è io capisco che non è facile. Il colesterolo, andando l'alimentazione di origine animale è ricca, soprattutto l'alimentazione, gli alimenti particolarmente processati sono ricchi
di grassi di origine animale, quindi bisognerebbe ridurre un pochino nelle diete, cioè non abolirli, bisogna tutto avere mangiare con moderazione, cioè anche queste cose, e tenere il colesterolo secondo i valori che ci dicono la società internazionali, che le società anche di cardiologia, in base al mio rischio. Certo, più giovane sono, più posso avere il colesterolo un po' più alto, più vado avanti con l'età, più il mio colesterolo deve essere basso, questo è un dato di fatto. Quindi è la stessa cosa con gli zuccheri, quindi anche per non sviluppare il diabete dovremmo cercare di non mangiare troppo zuccherato, quindi sia zuccheri semplici, che è quello con cui noi zuccheriamo il caffè la mattina, piuttosto che zuccheri più complessi, che sono la brioche del bar, quella è la fregatura. la pastina, sì. O il gelato la sera, ecco, tutte queste cose. No, qua. anche il gelato la sera? Questo non me lo doveva dire, come diceva. Abbiamo ancora tempo, perché ho fatto male, abbiamo tempo per ancora una domanda proprio per il vicepresidente dell'Associazione Amici del Cuore. Se qualcuno volesse conoscere meglio l'attività dell'associazione, immagino che ci sia un sito con tutte le notizie, ma poi anche può venire, se non siete al Maggiore anche voi? No, la nostra sede si trova in via Crispi, è aperta dalle 10 di mattina alle 16 del pomeriggio, è accessibile, quindi si può... In che numero di via Crispi? 31. 31, sì. Ok. Oltre appunto alla sede abbiamo il sito internet, dal quale si può evidentemente avere tutte le informazioni possibili, e anche la pagina Facebook. Entrambi sono curate dal nostro addetto stampa Gabriele Lagonigro. Esatto. E quindi siamo facilmente... Siete là, insomma, esatto, siamo la gente vi trova. Abbiamo l'unità mobile, come ricordava la dottoressa, che ormai è un'icona a livello cittadino, e che offre appunto questa forma di, fra virgolette, primaria prevenzione, perché è possibile appunto misurare e la pressione, e la glicemia, il trigliceridi, il colesterolo, che permette a chi magari non se l'aspetta di trovare delle risposte, non dico negative, ma non ottime sulla propria salute, che lo aiuta magari a essere indirizzato verso una soluzione che probabilmente riesce a rimetterlo a posto. Allora io ringrazio la dottoressa Giulia Russo della struttura complessa patologie cardiovascolari, corretto in corsa, e il vicepresidente dell'Associazione Amici del Cuore Lorenzo Bauci. Grazie a lei. Si è detto dottoressa Giulia Russo? Sì. No? Sì, okay. Io volevo soltanto una cosa, perché ricordare che gli Amici del Cuore, chi viene al cardiovascolare, il centro cardiovascolare, perché così è stato chiamato per la nostra struttura, tutto il laboratorio di ecocardiografia è stato possibile realizzarlo grazie al loro contributo, e ancora adesso noi abbiamo anche la possibilità di fare echi al letto del paziente, perché abbiamo piccoli ecografi portatili che sono sempre donati dagli Amici del Cuore. Quindi sono straordinari, stanno nel palmare, e sono estremamente utili per fare questi screening primari di popolazione, non sul paziente più complesso, ma sicuramente la lungimiranza appunto del commendatore prima, del presidente Eder adesso, sicuramente ci stanno aiutando in un momento difficile di sanità, ecco, questo momento. Ok, grazie ad entrambi, buon lavoro ad entrambi. Noi ci vediamo domani alle 17:55.